47 millesimi, meno di un battito di ciglia. 47 millesimi che mi hanno privato non solo della pole, ma anche di un punto extra pesantissimo in ottica campionato. Ma guardando il bicchiere mezzo pieno, sono davanti a Demetrio, l'unico su cui dovrò fare la gara per evitare di perdere punti preziosi, con un unico obiettivo: non farlo passare. Chi se lo sarebbe mai aspettato di vedere un unicorno in pole position? Cosa che puoi vedere solo ad Halloween. Battute a parte, non mi aspettavo di arrivare qui per la prima volta e giocarmi la pole. 47 millesimi sono un niente. E il bello è che fino all'ultimo giro ero io in pole, soltanto che poi Devil Alex ha trovato il guizzo giusto e mi ha battuto. Comunque adesso occhio alla partenza perché prevedo il caos. Dai, che sono partito bene. Posizione mantenuta e adesso cerchiamo di non far scappare quell'unicorno lì davanti. Giri tranquilli, con la coda dell'occhio vedo che ho un po' allungato sull'Erica dietro di me, ma davanti Devil Alex sta allungando di poco. L'importante è non fargli guadagnare troppo vantaggio. Cavolo, la Erika mi ha già ripreso. La gara comincia a farsi interessante. Devo cercare di aumentare il ritmo.
Eh sì, comincio a sentire le spintarelle della Erika dietro di me, segno che è molto vicina. Ma mia cara, oggi dovrei sudare. Intanto però ho ripreso Devil Alex davanti a me, gli ho recuperato un sacco nell'ultimo giro. Gli sono incollato, ne ho di più. Ma intanto che è successo dietro? Non sento più la Erika, deve essere successo qualcosa. Non ci credo. Hanno sbinato la Erika così? Ottimistico passare in quel punto. Meglio così, posso rilassarmi un po' e concentrarmi solo davanti. Questo dove sbuca fuori? Chiunque tu sia non passi, questo è certo. Eccolo Demetrio, le cose cominciano a farsi interessanti. Devo difendermi quanto più possibile. Questi 16 punti devono essere miei. Comincio ad avere le braccia indolenzite e non è un bel segno. Faccio molta fatica nei cambi di direzione. Ecco perché Marco mi aveva avvisato sul fatto che fosse una pista tosta. Non me l'aspettavo. Dove è finito Demetrio? Non ci credo, si sono agganciati! Che fortuna! Proprio adesso che ero un po' in sofferenza. Devo sfruttare l'occasione per recuperare un po' le forze in vista di un eventuale ritorno. Comincio ad essere tirato fisicamente e la guida ne sta risentendo. In più ho anche un po' male nella zona bassa della schiena,
ma devo stringere i denti. Come avevo previsto, Demetrio mi ha ripreso e io sono veramente allo stremo delle forze. Sarò onesto, dentro di me c'è una voce che mi dice ritirati, fermati, non vorrai farti male. Il dolore e la fatica vogliono beffarmi proprio sul più bello e quella dannata voce io la stavo per ascoltare. Ma mi sono detto, vuoi mollare proprio adesso? Dopo tutto quello che hai passato per il video della 4 ore, vuoi confermare che quello che ti dicono è vero, che sei una prima donna lamentosa? E sapete qual è stata la mia risposta? No, non devo mollare. Renderò la vita a Demetrio un vero inferno, dovrà passarmi sopra pur di vincere e dimostrerò che io ce la posso fare. Ottimistico come tentativo, ma di qui non si passa. Da metro non vado per il sottile, È vicinissimo, lo sento. No, che pirla! Gli ho lasciato la porta aperta ed è passato. Ok, calma. Devo rimanergli incollato, così da blindare almeno la terza posizione. Sono al limite, ma devo resistere. Non guardo neanche più dietro perché so bene che mi hanno ripreso. Mi aspettano 2 giri in totale apnea.
40 secondi. Io direi che questa la mettiamo qui, insieme alle altre. E sarò onesto, sportivamente parlando è stata una gara tostissima. E credo che anche la mia vescica qui sulla mano, anche se a distanza della settimana, ne sia la prova emblematica di quanto sia stata veramente tosta fisicamente. Non mi aspettavo così tanto grip su una pista indoor, devo fare veramente i complimenti al Pordenone Karting perché proprio una cosa pazzesca, non me l'aspettavo. E a conferma della difficoltà fisica della pista stessa, il buon Lorenzo Trevisanutto, uno che comunque di mondiali ne ha vinti, ha girato anche lui segnando anche il record in 39.0. Finito il turno è tornato a casa anche lui sulla mano destra con una vescica veramente molto importante, ma per me quella coppa vale molto di più del terzo posto, per me è come una vittoria. Era dal 2017 che non portavo a casa un trofeo, non salivo sul podio in una gara di campionato e per me è stata una redenzione. Dopo tutto quello che è successo con il video della 4 ore, le critiche che mi avete fatto giustamente, e secondo me questa è la risposta migliore che potessi dare a voi, anche come community, come supporto, che comunque avrete apprezzato il mio video di scuse nella quale spiegavo tutto quello che è successo, e mi dà una carica atomica in vista delle prossime gare di campionato, le ultime due. La prossima gara sarà qua a novembre, verso fine mese, al Vicenza Kart Indoor, e lì dovrò andare il 110% full attack per cercare di vincere la over 80 e tenere aperti i giochi per il campionato fino almeno all'ultima gara. Anche se è stata una gara più per il morale, questa del Pordenone Kart Indoor, che per la classifica, perché purtroppo Piccolomone ha allungato di altri 2 punti, per cui adesso mi trovo a -6 e sono in coabitazione al secondo posto. Adesso è da andare tutto all in, dovrò dare il 110% per cercare quantomeno di aggiudicarmi questo campionato, almeno devo provarci, senza rimpianti. Spero che questi 2 video vi siano piaciuti. Lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale. Preparatevi perché di novità ce ne saranno tantissime. Voglio curare anche di più un po' Instagram, per cui seguitemi anche lì. Magari con l'inverno tornerò anche in live sulla piattaforma Viola, il tempo di sistemare alcune cose. E che dire, quel dannato terzo posto me lo sono guadagnato. Da vostro Max è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!